premiazione, insieme ovviamente a vice sindaco e assessori per quel che riguarda poi la consegna dei premi. Quindi invito sul palco, anzi è già qui, Massimo Zilio dello staff del Comune di Padova e dell'assessorato della mobilità sostenibile, così ci illustra di cosa si tratta e ci chiama poi i vincitori. Grazie Andrea, grazie a tutti. Questa domenica chiude un anno in cui ci sono stati 5 appuntamenti con le domeniche sostenibili, un modo per vivere anche la città come lo stiamo facendo in questa piazza quest'oggi, come al Parco Iris, con altre iniziative. Domeniche che hanno interessato non solo il centro cittadino, come poco più di un mese fa, poco meno di un mese fa, nelle piazze centrali della città, ma hanno interessato anche, come oggi, i quartieri. Quindi dopo l'Arcella, dopo la Sacra Famiglia, siamo qui oggi al Forcellini per un'altra domenica di festa. Invito vice sindaco, assessora Gallani, assessora Benciolini sul palco per suonare, sì, e ballare anche. Sì, l'hanno cantata. Allora, mentre stiamo sistemando il palco, darei subito la parola quindi al vice sindaco Lorenzoni per un saluto. Invito intanto tutti i vincitori della Social Bike Challenge a venire vicino al palco, perché tra poco avranno i tanto sudati premi vinti con questa sfida in bicicletta. Vice sindaco Lorenzoni. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuti in questa piazza che vedo animata e piena di persone. Come sapete, questa è una tappa di un percorso che noi stiamo cercando di fare con questa città, un percorso della sostenibilità. È un percorso impegnativo, nel senso che stiamo affrontando una vera e propria emergenza dal punto di vista sanitario. Questo è il messaggio che noi vogliamo trasferire. Dobbiamo veramente trovare delle modalità diverse per muoverci senza... Io riporto sempre ultimamente questo dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 89.000 morti in Italia per l'inquinamento atmosferico. È veramente qualcosa di assurdo dal punto di vista di noi come cittadini e ancora di più di noi come amministratori. Quindi ecco, il tentativo è proprio questo, di trovare insieme delle modalità, e giornate come oggi sono momenti per prendere coscienza di questo fatto e di cercare di fare un ragionamento per trovare modalità diverse. L'auspicio è che sia un momento di festa. Io voglio ringraziare tutti quelli che si sono adoperati dentro e fuori il comune perché questa sia una giornata così gioiosa, e veramente grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato alle iniziative delle settimane scorse, perché sono stati dei momenti belli. E ecco, veramente noi stiamo pensando anche a come continuare questo percorso il prossimo anno. Se qualcuno ha delle idee ce le comunichi, perché noi veramente vogliamo impegnarci su questo fronte. È troppo importante che la nostra città, come tutto il nostro paese, riesca a far crescere una consapevolezza del rischio che stiamo correndo e della necessità di porvi rimedio. Per cui veramente grazie, noi siamo qui a disposizione per tutti. Grazie. Do la parola all'assessore all'ambiente, che è responsabile di tutti i danni che possono verificarsi. Grazie al vice sindaco. Buongiorno, grazie a tutti voi di essere qui. Questa piazza si sta animando sempre di più con questo sole e con le tantissime attività che ci sono, che sono in programma e che sono in programma anche in altre zone del quartiere, nei parchi del quartiere, e quindi prima di tutto vi ringrazio per partecipare a questa domenica. Per l'ambiente possiamo fare molto, e può fare molto ciascuno di noi, e proprio questo è uno di questi modi: riprendersi la città, riprendersi il quartiere con una mobilità sostenibile, cioè in bici, a piedi, riscoprendo le attività di prossimità e lo stare assieme. È una delle cose che proponiamo come amministrazione. Ahimè, come assessore all'ambiente dobbiamo porre dei limiti, ma dobbiamo anche fare lo sforzo di proporre cose positive. E quest'anno queste 5 domeniche ci hanno detto che sono attività in cui si vince la sfida, perché diventano veramente delle giornate in cui siamo tutte assieme, ce la godiamo e sperimentiamo questo modo di vivere la città, che io spero
possiamo portare poi anche dal giorno successivo, durante la settimana, immaginare un modo di muoversi diverso. Aiutateci nel trovare tutte queste possibilità di stare assieme in maniera sana, perché questi sono i mesi fino alla primavera in cui la nostra aria diventa più pesante, in cui quindi la piccola azione di ciascuno di noi è veramente importante per poter ricominciare a respirare un po' meglio. Grazie e buona giornata. Assolutamente. Adesso c'è l'assessore Forcellini. Buongiorno a tutti, grazie a tutti e a tutte per essere qua in questo spazio del nostro quartiere, ci tengo a dire nostro visto che per me è casa. Niente, semplicemente è bello poter abitare i nostri spazi, gli spazi chiusi. Voi sapete che questo è uno dei nostri spazi in cui è possibile anche fare delle attività come associazioni e che sono a disposizione dei cittadini, quindi veramente l'invito è a utilizzarli perché sono di tutti noi, sono un bene comune, come è un bene comune il parco Iris che abbiamo qua dietro e in cui anche oggi vengono fatte tante attività, ma che noi del quartiere abitualmente amiamo utilizzare, come gli argini che ci sono, come questa piazza. Ecco, sentiamoci veramente di abitare la nostra città, i nostri spazi come se fossero casa nostra, nel rispetto di tutti, ma con il piacere di farne dei luoghi di incontro. Quindi grazie anche ai miei colleghi per aver promosso questa iniziativa che ci fa sentire le nostre strade un pezzetto di casa. Buona giornata a tutti. Grazie Assessore al decentramento Francesca Benciolini. Invito il Vice Sindaco e Assessore a rimanere sul palco perché adesso procediamo, mi sposto, scusate, con le premiazioni dei vincitori. Come dicevo, lo scorso 23 settembre si è svolta la precedente Domenica Sostenibile nelle piazze del centro che concludeva la settimana della mobilità sostenibile, una settimana promossa dalla Commissione Europea che era caratterizzata anche da una sfida in bicicletta, una sfida che era iniziata il 16 settembre e si è conclusa qualche settimana fa, il 6 ottobre, con 3 fasi. Una fase di sfida a coppie, una fase di sfida a gruppi e una individuale. Durante tutte queste 3 fasi sono stati accumulati dei punti, viaggiando appunto in bicicletta tramite una app, e questi punti hanno permesso di vincere dei premi che oggi siamo contenti di consegnare grazie anche alla collaborazione di Decathlon e di Cicli Bonin che appunto ci hanno messo a disposizione alcuni gadget per i ciclisti. Allora, detto questo, inviterei subito i premiati a salire sul palco. Inizierei da uno dei vincitori della terza fase, quella della sfida individuale, Attilio Motta. Complimenti, vinciamo una borraccia e un kit di riparazione per la bicicletta. Invito Attilio di rimanere magari nei pressi del palco che poi alla fine faremo una foto con tutti i vincitori, grazie. Un altro vincitore della sfida individuale è Manuele Lucangeli, anche per lui un kit di riparazione, l'avevo visto, eccolo qui, prego. Esatto, l'augurio è quello appunto di non usare il kit di riparazione. Non so se è già arrivato perché aveva comunicato che arrivava un po'. No, perché sono stati premi estratti a sorte. Poi il vincitore assoluto, che è padovano, lo sapete già perché l'abbiamo diffuso, il vincitore della sfida europea della bicicletta a livello proprio continentale è un padovano che abbiamo qui e poi sentiremo anche il suo racconto. Allora, io proseguirei con Nicola Caporello, se è nei pressi, non mi pare, magari torneremo dopo a premiarlo. Proseguiamo con gli altri premiati. Irene Maira, seconda nella sfida a coppie. Irene, non so, eccola qui, un applauso anche per Irene. Per lei, oltre alla borraccia e al kit di riparazione, una scatola di barrette energetiche, per quindi avere più forza quando pedala, seconda appunto nella sfida a coppie. Invece abbiamo il primo nella sfida a coppie, che è stato anche uno dei 4 vincitori del miglior gruppo, che è Francesco Chiogna. Francesca, scusate, scusami, scusa.
Prego. Per lei, anche come appunto vincitrice del miglior gruppo, un casco. Anche per lei vi invito a rimanere nei pressi del palco per poi fare una foto finale tutti assieme. Classificato secondo nella sfida individuale e uno dei 2 vincitori della miglior coppia di ciclisti, insieme a Cara Pigon che premieremo dopo, Marco Veranda. Marco Veranda, che mi dicono ritira il premio anche per la sua compagna di sfida a coppie. Complimenti anche a Marco. Sfida gruppi e sfida individuale, uno dei vincitore anche tra i migliori 4 della sfida per gruppi di ciclisti, quindi una premiazione multipla per Luciano Zuanetto. Che sale direttamente da uno degli attivisti impegnati anche con la marchiatura delle biciclette, la cui fila ormai non si vede più la fine, visto che prosegue anche lungo la via. Complimenti Luciano, anche tu rimani nei pressi che poi faremo una premiazione, una foto di gruppo. Allora, un'altra abituée di queste premiazioni, tra le vincitrici della sfida individuale, sfida coppia, sfida gruppi, e quindi anche per lei un sacco di premi, Loretta Marini. Loretta più volte premiata anche nel Bike to Work, quindi per un sacco di chilometri, però per una volta ha trovato qualcuno che pedala più di lei, quindi lo invito subito a salire sul palco. Ha vinto letteralmente tutto, perché secondo nella sfida gruppi, tra i vincitori della sfida individuale, della sfida coppie, ma soprattutto miglior premio individuale a livello europeo con oltre 1600 chilometri, Diego Tramonti. In 3 settimane, giusto? 3 settimane, 1600 chilometri, davvero un impegno notevole. Infatti, stavo appunto per chiedergli 2 parole. Diego, 1600 km in 3 settimane, vincitore della sfida europea. Diego ha vinto anche una bicicletta che gli sarà consegnata appena appunto la Commissione europea ce la invierà. Come si fa a fare così tanti chilometri in bicicletta in città e non solo? Allora, intanto grazie a tutti e grazie al Comune per questa iniziativa e grazie all'Unione Europea appunto per aver organizzato. Per fare questi 1600 chilometri non serve essere dei grandi ciclisti, basta utilizzare la bicicletta tutti i giorni per gli spostamenti che si fanno e poi i chilometri, ecco, verranno da soli. Grazie. Allora Diego, rimani qui, io farei fare, mentre salgono tutti i vincitori per la foto di gruppo, un'ultima parola magari al vice sindaco Lorenzoni su anche la sfida europea, sul muoversi in bicicletta. No, veramente abbiamo un fenomeno vero della bicicletta, cioè 1600 km in 3 settimane sono quasi 100 km al giorno, è veramente, cioè lui dice basta muovere bicicletta, ma io non faccio neanche con l'automobile tutti questi chilometri, quindi è veramente straordinario. No, la usa per lavoro e quindi ovviamente è il suo mezzo per spostarsi, però ecco, ci mostra come effettivamente la bicicletta in un contesto come quello padovano, che ha delle distanze tutto sommato gestibili e anche non ha le pendenze, possa essere un mezzo davvero che dà delle risposte efficaci ai bisogni. Lui però è veramente straordinario perché fa questa cosa ma è perfettamente normale, quindi il fatto di fare questi 100 km al giorno, sì, io faccio 100 km nella gita più lunga dell'anno che faccio e quindi è veramente forte. No, ma anche grazie a tutti quelli che hanno partecipato qui a questo
hanno tutti dei kit di riparazione che è come un incentivo a usare la bici, a romperla. No, ecco, allora facciamo. Lui in centro però. Vieni. Sì, assolutamente. Ma hai una bella bici almeno. E volevo chiedere se nel frattempo è arrivato Nicola Caporello, infatti l'ho visto, grazie, quindi se viene a fare la foto intanto poi gli consegneremo il premio. Allora, se guardiamo tutti per una foto, grazie. Grazie. Intanto mentre si prepara il prossimo appuntamento musicale, ringrazio tutti i partecipanti e do la parola di nuovo ad Andrea. Quindi ora il prossimo appuntamento musicale con le danze tradizionali dei popoli che vedremo qui sul piazzale e poi per tutta la giornata altri appuntamenti. Vorrei fare solo un ultimo ringraziamento perché in questo momento siamo qui, ci sono un sacco di attività ed è tutto molto bello. Dietro a questo c'è un lavoro enorme, un lavoro che scopriamo noi giorno dopo giorno, quindi vorrei ringraziare il comune, tutti gli uffici e tutti gli stand che sono qua perché per avere una giornata del genere e godercela c'è del lavoro dietro, quindi grazie.